Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Prima di iniziare, vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale per non perdervi nessuna delle nostre esclusive notizie sul Napoli. Oggi parliamo di una possibile svolta nel caso Osimhen, una situazione che ha tenuto banco per mesi ma che potrebbe finalmente trovare una soluzione. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedulla su Sport Italia, il futuro di Victor Osimhen potrebbe prendere una direzione inaspettata. Dopo essere stato separato dalla squadra e aver vissuto mesi di incertezza, ora c'è la possibilità concreta che il nigeriano venga ceduto in prestito al Galatasaray. In Turchia, infatti, la finestra di mercato è ancora aperta per circa 10 giorni, il che offre al Napoli una finestra di tempo per trovare una soluzione a questa complicata vicenda. Il Galatasaray sarebbe disposto a pagare l'intero ingaggio di Osimhen, pari a circa 11 milioni di euro, a patto che il Napoli dia il via libera per un prestito definitivo. Questa potrebbe essere la chiave per chiudere un capitolo turbolento, soprattutto dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, che non ha mai dato segni di voler reintegrare l'attaccante nella rosa azzurra. Un'operazione che, se confermata, potrebbe rappresentare una via d'uscita dignitosa per tutte le parti coinvolte, permettendo al Napoli di voltare pagina e concentrarsi sugli obiettivi stagionali. Ma cosa ne pensate voi, tifosi? Sarebbe questa la soluzione giusta per il Napoli e per Osimhen? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per continuare a seguire tutte le novità sul mondo azzurro. Forza Napoli sempre!